Quante volte capita di avere un sintomo che persiste nel tempo, nei mesi, magari da più di 3 mesi, 4 mesi, abbiamo provato veramente differenti terapie, qualcosa abbiamo risolto, qualcosa no, nel senso che ti dà un beneficio magari il massaggio, l'agopuntura o gli stessi oppioidi o farmaci, però il dolore persiste. Si è già andato o andata da differenti specialisti, nessuno riesce a capire dov'è la vera causa, la chirurgia addirittura è stata esclusa per evitare altre problematiche, altri rischi, però sei qui davanti a questo video che hai mal di schiena, emicrania, dolori lombari, pelvici e quant'altro, o magari semplicemente dell'ansia o della fatica che persiste da molto tempo. In questo video infatti voglio parlarti del sintomo imperativo, un sintomo che è lì per dirci qualcosa che sta arrivando dal tuo interno, dal tuo sistema nervoso, dal tuo io. In questo video voglio farti capire che mente e corpo è collegata, sono collegati. Capire quindi questa cosa ti farà capire che non devi continuare a fare 100.000 diagnosi per risolvere, non devi fare 100.000 terapie passive per risolvere, ma devi semplicemente capire il meccanismo di come funziona il tuo corpo e la tua mente, accettarlo e dargli dei messaggi di sicurezza attraverso le terapie attive, terapie che rimodulano, che fanno riprocessare il cervello a capire che il sintomo, quello che esiste nel tuo corpo, è benigno e non è nulla di grave. Senza complicare troppo l'introduzione, andiamo direttamente al video. Il sintomo imperativo. Il sintomo imperativo è stato coniato dal dottor Sarno, che è un medico della Rusk Institute in America, che purtroppo è mancato nel 2017, che ha portato questo lavoro della Mind Body Therapy per i dolori persistenti oggi diciamo alla medicina moderna. Senza di lui non avrei mai capito che i miei sintomi di emicrania, di dolore cervicale persistenti da anni non era nulla di grave, e senza di lui non avrei capito come finalmente risolvere questi dolori senza terapie passive come massaggi, agopuntura, eccetera eccetera. Il sintomo imperativo arriva da paura e rabbia. Paura, principalmente parliamo di ansia. Rabbia di qualcosa che stiamo reprimendo, qualcosa che succede nella nostra vita, che è successo nella nostra vita, che stiamo continuamente opprimendo, portando giù. Non la vogliamo vedere dal nostro conscio e quindi il nostro inconscio lo trattiene all'interno. Trattenendolo all'interno lo fa sfociare in sintomi che potrebbero persistere per mesi, se non anni. Magari sono arrivati a causa di un infortunio, a volte non sono arrivati a causa di un infortunio. Fossero causati da un infortunio, quindi un sintomo, un trauma fisico, normalmente entro le 6 settimane questi dolori dovrebbero spontaneamente guarire. Capita che questo non accada, che dopo i 6 mesi questi sintomi non guariscono, e i sintomi, quando sono collegati a un pensiero, a uno stato emotivo, quindi al nostro stato di sistema nervoso ipersensibile, possono variare in varie parti del corpo, come su X, Y, Z. Non è importante quindi avere una diagnosi che ti dice hai un problema alla spalla, è un tendine che è infiammato, piuttosto che problematiche pelviche, muscoloscheletriche, che probabilmente ti avranno dato 100.000 diagnosi, oppure emicrania, muscolotensiva, cefalea muscolotensiva, da dove arriva? Sono tutte problematiche che arrivano da un'unica causa, il sistema nervoso ipersensibile. Ora, questo sistema nervoso ipersensibile come è diventato ipersensibile? Da paura, rabbia, emozioni represse, stress, condizioni e stile di vita. Ora, cosa vuol dire? Che queste te le devi tenere, queste mal di schiena, emicrania, ansia,
100.000 altri sintomi, oppure c'è qualcosa che puoi fare. Il sintomo imperativo fa sì che il corpo ti dica, questa funzione del sintomo imperativo è una funzione del corpo che dice: ok, fin quando non vedi che il tuo problema è, diciamo, emotivo, il corpo te lo fa vedere con dei sintomi fisici. Quindi se tu hai emicrania, senti l'emicrania, non vuoi vedere che è comunque collegata allo stress, non vuoi vedere delle cose che costantemente cerchi di coprire, paura, rabbia molte volte, non accetti la condizione in cui sei, bene, l'emicrania potrebbe persistere fin quando non l'accetti, fin quando non sei tu a prenderti la responsabilità del tuo corpo, oppure potrebbe sfociare o in ansia, o dall'ansia potrebbe sfociare in mal di schiena. Questo capita soventemente, che il mal di schiena diventa emicrania diventa ansia diventa mal di schiena, oppure hai semplicemente solo un sintomo, è l'emicrania, ma questa emicrania non è un'emicrania data da problematiche strutturali del tuo corpo, ma da un sistema nervoso ipersensibile. Infatti noterai che l'emicrania potrebbe spostarsi da sinistra a destra, oppure diventa più forte o meno forte in base allo stress. La diagnosi, quindi, guardiamo questo cerchio. Tu potresti avere un sintomo 2, sintomo 1, qualsiasi sintomo può essere mal di schiena o emicrania per dire, ma fin quando non andiamo dentro il nostro corpo, capire da dove arriva, quindi da un'emozione che molte volte è stata repressa, non arriviamo alla vera radice, che è il tuo io. Fin quando cerchiamo le diagnosi che ci dicono che cos'è che non va bene nel corpo, quindi nella superficie, non arriviamo mai a capire qual è il vero problema. Molte persone arrivano a cercare una diagnosi che dica che sono i loro muscoli, le loro ossa ad avere problemi, senza capire che queste diagnosi potrebbero essere diverse, non portano a una soluzione. Perché se queste diagnosi avessero portato a una soluzione, avresti già risolto con la medicina normale, quella che abbiamo oggi, che è molto, per carità, non voglio metterla da parte, antibiotici, antinfiammatori, per qualche motivo danno dei benefici, ma nel dolore cronico questo non avviene. Quindi si cercano diagnosi senza capire che arriva dal sistema nervoso ipersensibile. Il sistema nervoso ipersensibile è causato dalle tue emozioni, quindi la prima cosa da fare è passare dal corpo per arrivare all'interno, da dove arriva dal tuo io. E quindi cosa vuol dire? Regolazione. Per regolare questo sistema devi accettare che arriva da un'emozione, devi accettare che arriva da uno stato di costante paura e ansia del tuo corpo, che potrebbe essere stato programmato da quando sei piccolo, ma adesso hai l'opportunità di dire: ok, so che questo posso regolarlo, non te lo devi tenere, puoi regolarlo con la Mind Body Therapy. La Mind Body Therapy, tra l'altro, nel mio corso Neurobalance è un percorso di Mind Body Therapy che è fondato su evidenze scientifiche, quindi capisci i meccanismi del tuo cervello, i meccanismi della neuroscienza del dolore e quindi anche le pratiche, la mindfulness, il tracciamento somatico, il movimento fisico graduale. Ma la prima cosa che puoi fare è quella di capire che il tuo sintomo non è nulla di grave, che anche se molto intenso arriva da un sistema nervoso ipersensibile. Molte persone mi dicono: ma io non ho una diagnosi di questo tipo, che si chiama dolore nociplastico, ovvero che è plastico, è malleabile, tra virgolette, vuol dire che si sposta, cambia di intensità e non è dato da problematiche strutturali. Oggi purtroppo, nel momento in cui sto girando questo video, non ci sono, che io sappia, posti fisici, cliniche fisiche che ti facciano una diagnosi puramente nociplastica. Quindi vanno a vedere cos'è che non va nel tuo corpo, la tua schiena è disalineata, la tua ernia o di qualche altro sintomo o qualche altra problematica fisica. Per quello che ho studiato, per la mia esperienza sia personale che con i miei clienti, molte problematiche fisiche, quindi che non sono date da problematiche strutturali e gravi, sono nociplastiche. Ovviamente
Questo è un modo per generalizzare, ma se stai guardando questo video, le hai provate tutte, inizia a vedere altri miei video che parlano di come funziona il sintomo nociplastico, di come funziona il dolore nociplastico, di come funziona la mind body therapy, quindi inizia a fare delle terapie che regolano il tuo sistema nervoso, capire quali benefici ti dà questa pratica e se ti dà dei benefici andare in quella direzione. Ovviamente prima escludendo problematiche gravi. Gravi intendo malattie autoimmuni, tumori, infezioni, fratture, ok? Ovviamente questa parte bisogna eliminarla, bisogna capire che non è una problematica grave. Il sintomo fisico, quindi in conclusione, è dato da un'emozione repressa. Repressa perché non siamo noi a farla sfociare, la si può fare sfociare con la scrittura espressiva, mindfulness, tracciamento somatico, tapping meditation, movimento fisico graduale. Quindi qua vedrai un altro riassunto che un sistema nervoso ipersensibile può creare una contrazione muscolare che può essere ovunque nel corpo, quindi non vuol dire che se hai dolore pelvico devi fare una certa terapia piuttosto che un'altra, oppure emicrania, una certa terapia piuttosto che un'altra, o dolore alla spalla, una certa terapia rispetto a un'altra. Certo, se questi sono causati da traumi fisici, per carità c'è qualcosa di strutturale che magari bisogna prendere in considerazione, ma quando il dolore è cronico, persistente da più di 3 mesi, il tessuto muscolare e tendineo molto probabilmente è già a posto, è già ok se c'è stato un sintomo, un trauma fisico. Se invece non c'è stato un trauma fisico, c'è ancora più possibilità che il problema è unicamente un sistema nervoso ipersensibile, dove crea delle contrazioni muscolari che possono essere ovunque e quindi creano un sintomo. Se noi quindi cerchiamo di lavorare solo sul sintomo senza vedere la vera causa, che è il tuo io dato da un sistema nervoso ipersensibile, non si arriva alla soluzione. Spero di averti dato dei buoni indizi, dei buoni suggerimenti. Ti invito a guardare gli altri miei video per capirne di più. Io sono Alessio Veneziano, fondatore di Veneziano Therapy. Ho fondato Veneziano Therapy per aiutare le persone che soffrono da dolori persistenti attraverso il mio metodo, il mio corso o approccio Neurobalance si chiama. È un approccio basato sulle ultime neuroscienze del dolore che crea quindi un bilanciamento, una regolazione del tuo sistema nervoso senza assolutamente farmaci o terapie passive, scusami. Quindi sarai solo tu, unicamente tu, a avere la potenza sul tuo sistema nervoso e regolare quindi i tuoi sintomi per vivere una vita libera dal dolore persistente. Per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo